Buonasera, nuova edizione del nostro TG, ma subito i nostri titoli. E scontro politico sulla sanità in una Calabria dove i livelli essenziali di assistenza sono a rischio, conti in deficit e ospedali senza medici. Confiscati beni per oltre 5 milioni di euro dalla direzione investigativa antimafia di un infermiere di Merito Portosalvo, l'uomo un sorvegliato speciale ritenuto vicino ai clan. Ad un anno dall'attentato in cui ha perso la vita Matteo Vinci, i genitori ai nostri microfoni raccontano l'infinito dolore. La mamma, confidiamo nella giustizia. Da Crotone alla cittadella regionale, la protesta contro i ritardi nella programmazione dei lavori sulla statale 106, la colonna di mezzi pesanti dalla città di Pitagora ha raggiunto Catanzaro. Sit-in di protesta questa mattina a Cosenza, i lavoratori dell'ATP ex provveditorata agli studi denunciano troppo il carico di lavoro. Un operaio di 21 anni ha perso la vita questa mattina a Rocella Ionica, lo scooter su cui viaggiava è finito contro un muro, inutili soccorsi. In anteprima la visita al planetario di Cosenza, l'inaugurazione in programma domani sera. Ancora buonasera dalla redazione del TG10, dunque scontro politico sulla sanità in una Calabria dove i livelli essenziali di assistenza sono a rischio, conti in deficit e ospedali senza medici. Sanità, punto e a capo, nel senso che non è cambiato niente e non cambierà niente. I debiti c'erano 10 anni fa, ci sono ancora oggi, il sistema era balbettante ieri e lo è ancora oggi. Le assunzioni erano bloccate ieri e sono bloccate ancora oggi. Tradotto significa 10 anni più o meno di commissariamento da pezzi a scura non hanno aggiunto nulla se non più tasse, meno servizi e ospedali chiusi. Ma c'è una novità tutt'altro che positiva però, e cioè alle carenze già pesanti e penalizzanti si aggiunge il macigno di quota 100 che tradotto in soldoni significa meno personale nelle strutture sanitarie con conseguente ulteriore abbassamento dei servizi essenziali di assistenza. È certo che a questo stato di cose hanno contribuito molti fattori e fra questi lo spreco del denaro, le ruberie e la totale disorganizzazione che ha caratterizzato il sistema sanitario calabrese. Naturalmente c'è la politica che ha grandi responsabilità nelle scelte dei direttori generali che si sono susseguiti alla guida delle aziende sanitarie in questi ultimi anni. La domanda sorge spontanea: chi paga? Nessuno, chiaramente. Tocca, come sempre, ai cittadini farsi carico dei problemi e delle difficoltà. Se la situazione è questa, non è da escludersi un ulteriore aggravamento della spesa sostenuta per i cosiddetti viaggi della speranza. Adesso aspettiamo il decreto del ministro Grillo, che magari migliorerà i conti, ma non i servizi. Intanto il governatore ai nostri microfoni parla delle decisioni prese dal tavolo a Duce sul piano di rientro dal disavanzo sanitario della Calabria, dove è emerso che il deficit supera 160 milioni annui. Oliverio punta il dito sui governi che si sono succeduti e dice: avevo chiesto di gestire io il capitolo sanità in Calabria, ma nessuno mi ha ascoltato. Il governo nazionale da 10 anni, dal 2010, gestisce direttamente la sanità in Calabria. Si è preso i poteri che sono propri della regione, li ha avocati a sé per governare direttamente la sanità in Calabria attraverso commissari che sono di nomina diretta del governo. A distanza di quasi 10 anni il tavolo del governo ieri, presieduto dalla dottoressa Adduce, dirigente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha deciso di aumentare le tasse ai calabresi, di bloccare il turnover sulla base del fatto che il debito nella sanità è di nuovo cresciuto. Ma chi l'ha fatto crescere il debito? Se a governare la sanità è il governo. È paradossale davvero. Io sono anni che mi sto battendo contro questa situazione, ho chiesto che i poteri ritornino nella situazione di ordinarietà, ritornino alla regione assumendo responsabilità. Naturalmente mi è stato impedito questo perché i diversi governi che dal 2010 di diverso colore, dal 2010 ad oggi fino all'attuale, che si sono susseguiti alla guida del paese, hanno impedito tutto ciò. E oggi il risultato è questo. Tra l'altro c'era anche un advisor ieri lì al governo, il soggetto che è preposto a controllare i conti,
che è KP BMG, che dal 2010 è sempre lo stesso. Dov'era l'advisor quando i conti non tornavano e quindi ieri a testimoniare che al governo che bisognava aumentare le tasse e decidere quello che ha deciso, cioè il blocco del turnover? È assurda questa situazione, la Calabria non può accettare questa situazione. La cronaca: infermiere milionario a Melito Portosalvo, la DIA ha confiscato beni per 5 milioni e mezzo ad un 71enne ritenuto vicino ai clan. Eccola l'auto di grossa cilindrata, ma ci sono anche appartamenti. Gli inquirenti di immobili ne hanno contato 57 e 14 ettari di terreno coltivato. Si tratta dei beni confiscati oggi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, valore complessivo 5 milioni e mezzo di euro. Ad Annunziato Iamonte, 61 anni, infermiere in servizio nell'ospedale di Melito Portosalvo, un patrimonio che stride con i redditi dichiarati dall'operatore sanitario e che per gli investigatori sarebbe di provenienza illecita. Il provvedimento emesso dal Tribunale della Città dello Stretto scaturisce dalle indagini svolte dalla DIA, coordinate dal procuratore Giovanni Bombardieri. Gli investigatori hanno accertato in un periodo di 9 anni, dal 1999 al 2008, l'omessa segnalazione prevista dalla normativa di numerose variazioni patrimoniali alla Guardia di Finanza, a cui era obbligato in quanto sottoposto alla misura di sorveglianza speciale. In questo modo Iamonte avrebbe acquisito la titolarità di numerosi immobili senza disporre ufficialmente dei redditi necessari. L'infermiere nel Palazzo di Giustizia Reggino era ritenuto soggetto stabilmente dedito ad attività delittuose quali l'esercizio abusivo del credito. Iamonte, già sorvegliato speciale, in passato era ritenuto vicino all'omonima cosca di 'ndrangheta. Va ricordato infine che l'azienda sanitaria provinciale di Reggio, di cui Iamonte era dipendente, è stata sciolta nelle scorse settimane per infiltrazioni mafiose. Tra le motivazioni anche la presenza tra i lavoratori di soggetti ritenuti vicini alla criminalità organizzata. Ad un anno dall'attentato in cui ha perso la vita Matteo Vinci, i genitori ai nostri microfoni raccontano l'infinito dolore. La mamma dice: confidiamo nella giustizia. Matteo forse per loro è morto, per noi no, quindi noi siamo la sua voce e lo facciamo rivivere sempre. È ormai trascorso un anno dall'autobomba che all'Imbadi pose fine alla giovane vita di Matteo Vinci. La famiglia intende ricordarlo con una manifestazione che proprio il giorno dell'attentato, il 9 aprile, inizierà con un momento di raccoglimento sul luogo della tragedia in località Macrea, quindi la messa a dimora di una camelia nel giardino di Casa Vinci, per concludersi con un incontro pubblico nel municipio di Limbadi, dove è prevista la presenza anche di alcune associazioni antimafia, di Salvatore Borsellino, presidente di Agende Rosse, e di Mimmo Lucano. Noi abbiamo voluto dare una impronta di vitalità a questa giornata, sottolineando che è una giornata di lotta per invitare, sollecitare la collettività ad agire contro questa mafia che ormai sta devastando come un cancro tutto il nostro territorio. Quindi sarà una giornata nella quale la figura di Matteo emergerà non come naturalisticamente appare, cioè come vittima, ma come caduto per la libertà. Tutto mi ricordo, perché mi è capitata una cosa che passai, mi ricordo tutto quello che è successo, sì. Mi ricordo quando scoppiò la bomba, ringraziò come lasciare l'Imbadi, che qui in Cemmone, che mi mandava subito a Palermo, se proprio io. E così a Palermo mi curarono bene, no? Per dire la verità. E chi passava io, non avete idea, mi facevano per fine la morfina. Io ho posto la mia fiducia in un grande magistrato e sono sicura che uscirò vittoriosa di questo. Intimidazioni a sindaci e amministratori in Calabria, 56 casi nel 2018, emerge dal rapporto
annuale amministratori sottotitolo presentato oggi a Roma da Avviso Pubblico. Tra i comuni calabresi più colpiti Crosia, nel Cosentino, nel 2018 si legge nel report, ogni 15 ore un amministratore pubblico ha subito un atto intimidatorio, un fenomeno che ha coinvolto tutte le regioni italiane, tranne la Valle d'Aosta, 84 province e 309 comuni. La regione più colpita è la Campania, seguita da Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Nel mirino ci sono soprattutto sindaci e personale della pubblica amministrazione, ma anche candidati, amministratori di altri enti locali e anche ex amministratori. La tipologia di intimidazione più comune è l'incendio, seguita dall'aggressione fisica e la minaccia verbale. In crescita anche le intimidazioni sui social network rispetto allo scorso anno, e anche le prime proiezioni del 2019 non sono affatto incoraggianti. Nel primo trimestre di quest'anno infatti si sono registrati già 154 casi, cioè una minaccia ogni 14 ore. Adesso le altre notizie di cronaca nei nostri 100 secondi. Nuovo incidente mortale questa mattina sulla statale 106, un operaio di 21 anni, Vincenzo Porporino, alla guida del suo scooter ha perso il controllo del mezzo che ha impattato violentemente contro il muro di un'abitazione a Roccella Ionica. Il giovane è morto sul colpo, vano ogni tentativo di soccorso. Prodotti considerati insicuri sequestrati dai carabinieri in un esercizio commerciale gestito da cinesi a Serra San Bruno nel Vibonese. Si tratta di addobbi, uova pasquali e cosmetici, in tutto 38.000 prodotti per un valore di 16.000 euro, multato l'imprenditore. Controlli della Guardia di Finanza davanti allo Scida di Crotone prima della gara col Perugia, sequestrati 200 gadget con marchio contraffatto, si tratta di bandiere, sciarpe, cappellini, t-shirt, denunciato il responsabile. Un incendio è divampato la notte scorsa per cause in via di accertamento nella scuola primaria di Marcellinara. La scuola è chiusa da alcuni mesi per lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Catanzaro. Le fiamme hanno danneggiato parte del solaio. Nessun elemento è stato trovato circa l'eventuale origine dolosa dell'incendio, ma nessuna ipotesi viene esclusa. I carabinieri hanno avviato indagini. Inseguimenti e arresti della Guardia di Finanza nella notte sulla statale 106 nei pressi di Amendolara nel Cosentino. 2 giovani non si sono fermati a un posto di blocco, sono stati fermati a Rossano. 22 e 24 anni, originari di Isola Caporizzuto con precedenti penali, hanno aggredito i finanzieri. Arrestati dovranno rispondere di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Da Crotone alla cittadella regionale, oggi la protesta contro i ritardi nella programmazione dei lavori sulla statale 106. Il suono dei clacson e delle sirene a Catanzaro per la singolare protesta in movimento di una ventina di mezzi pesanti e leggeri che da Crotone hanno raggiunto la sede della Regione Calabria. L'iniziativa promossa dal Comitato Nuova Statale 106 Adesso contesta i ritardi nella progettazione del tratto della Statale 106 tra i 2 capoluoghi. Abbiamo voluto dimostrare, prova provata, che da Crotone a Catanzaro, rispettando i limiti di velocità, si piano 2 ore e mezza con i mezzi di trasporto, ed è una vergogna per la Calabria. Non è possibile sviluppare un'economia su un territorio con questi tempi assurdi, perché attualmente ci sono 75 km da Crotone a Catanzaro, quando la variante da noi proposta è una variante che si impiegherebbe, sono di 48 km, in mezz'ora si può arrivare tranquillamente da Crotone a Catanzaro. Il corteo, tra cui alcuni pullman, è partito alle 9:30 da Crotone. In tutto circa 150 le persone che sollecitano governo, ANAS e Regione alla realizzazione in tempi brevi del progetto che consentirebbe di ridurre i tempi di percorrenza tra le 2 città. Il progetto è presentato dal 2009 dall'ingegnere Bevilacqua, una proposta di variante Megalotto 6 e 9, una strada di categoria B a 2 corsie con lo spartitraffico centrale. Purtroppo dal 2009 ad oggi non abbiamo ottenuto nessun risultato. Oggi siamo qui non per protestare contro la Regione, ma siamo qui insieme alla Regione a chiedere al Governo un atto
di priorità per questa strada, perché giorno per giorno muoiono persone sulla 106. Siamo stanchi di vedere morti dei nostri compaesani, figli, nipoti, cugini, parenti. E sit-in di protesta questa mattina a Cosenza. I lavoratori dell'ex provveditorato agli studi denunciano troppo il carico di lavoro. Il personale dell'ufficio scolastico provinciale di Cosenza ha attuato un sit-in di protesta questa mattina per denunciare una situazione difficile e la carenza di organico che ha inevitabilmente portato a disservizi nella gestione del lavoro da svolgere quotidianamente. Noi siamo qui, abbiamo proclamato questo stato di agitazione proprio per portare all'opinione pubblica, uscendo proprio fuori, facendo questo sit-in al di fuori dei locali, per far capire i carichi di lavoro eccessivi che stanno avendo tutti quanti i lavoratori dell'ATP di Cosenza, soprattutto avvallati dal fatto che ci sono delle scadenze imminenti, scadenze che ricadono tutte quante sulle spalle dei lavoratori. Abbiamo qua degli archivi che sono fatiscenti, abbiamo una struttura che, come potete vedere, ci sono i mattoni che stanno cadendo addosso. Non ci sono le minime norme, non sono tenute in considerazione. Qualche settimana fa l'assemblea dei lavoratori con le sigle sindacali e poi il tentativo di conciliazione davanti al prefetto di Cosenza Paola Galeone, ma al momento la situazione resta di stallo con difficoltà evidenti sia per i lavoratori che per gli utenti. Abbiamo provato più volte con la dirigenza a contrattare, insomma, e cercare di risolvere le problematiche, ma le problematiche sono peggiorate. Il personale è qui dentro è ridotto ai minimi termini, ma il carico di lavoro adesso è un carico veramente incessante che non si può più sopportare. Il nuovo organigramma ha fatto sì che bisognava svolgere 7 mansioni contemporaneamente. Ciò significa che dal punto di vista psicofisico noi personale siamo completamente impossibilitati a svolgere tali mansioni. Adesso la pagina politica. Niente elezioni a Lamezia, visto che il Consiglio dei Ministri ha prorogato per altri 6 mesi il commissariamento. È davvero curiosa questa storia che coinvolge la città della Piana, passata in poco tempo dall'euforia di Mascaro, che aveva gioito per la sentenza del TAR, allo sconforto per la posizione assunta dal governo. I 5 Stelle scelgono i loro candidati per le europee. In poll c'è Laura Ferrara, anche in virtù dell'ottimo lavoro svolto a Bruxelles. Domani sarà la volta di Forza Italia, che a Cosenza celebra il congresso provinciale alla presenza dei big del partito, Gelmini, Bernini, Carfagna, oltre naturalmente a Santelli, Occhiuto e gli amministratori eletti nelle file del partito. Sarà anche l'occasione utile per parlare, oltre che delle imminenti europee, anche delle prossime regionali e della proposta di Mario Occhiuto, che per il suo progetto politico ha già pronte 7 liste a sostegno. Sempre in ambito regionali registriamo l'autocandidatura, che vuole essere solo una provocazione, del presidente del consorzio di bonifica Ionio Catanzarese, Grazioso Manno. Intanto si infiamma la campagna elettorale per le amministrative. La realtà più interessante è certamente Rende. Tra oggi e mercoledì sono numerose le iniziative messe in campo dai candidati alla carica di sindaco. Sarà interessante verificare presenze e accoglimento di ogni singola proposta. Domani a Cosenza il grande giorno, sarà inaugurato il planetario. L'amministrazione comunale di Cosenza domani sera consegnerà alla città e alla Calabria il planetario più imponente e innovativo d'Italia, intitolato all'astronomo cosentino rinascimentale Giovan Battista Amico. Domani apre anche un'opera di architettura importante in una parte della città in grande riqualificazione, che ospiterà la parte didattica culturale della città. Il planetario è infatti un grande luogo della cultura, un bene culturale di natura scientifica fortemente avanzato, che coniuga fortemente la parte scientifica con la parte umanistica. Infatti inizieremo appunto con un ciclo di lezioni grazie ai nostri docenti del comitato scientifico, ma devo dire anche molti giovani dell'Università della Calabria, perché abbiamo appunto inteso coinvolgere sin da subito l'Università della Calabria, proprio perché è la più grande start-up di conoscenza che abbiamo sul territorio, e quindi è un'occasione reciproca che la città dà all'università e l'università dà appunto alla città.
Il planetario dunque, oltre a restituire vita e fruizione sociale ad un altro pezzo di città, è un presidio culturale importante, attraverso il quale è stata avviata una concreta forma di collaborazione con l'Università della Calabria. Cosenza, ma non solo Cosenza, credo tutto il Sud, potrà aspettarsi da questo sicuramente un trasferimento di conoscenze scientifiche che si tramutano in spettacolo, cioè questo spettacolo serale e la mattina un trasferimento di conoscenze scientifiche per le scuole. L'innovatività sta anche nel fatto che uno può programmare degli spettacoli, per cui gli spettacoli non saranno sempre statici, cioè ci sarà la possibilità di poter programmare e poter ammirare spettacoli sempre differenti. L'astronomia è un ponte tra le culture, cioè permette di collegare la cultura scientifica con la cultura umanistica molto facilmente. In realtà la storia dell'astronomia è la storia di larga parte del sapere umano e l'idea è già in questa prima fase sperimentale di sfruttare questo aspetto. Stiamo programmando per esempio una serata che sarà sul cielo della Divina Commedia, che faremo insieme con i colleghi del Dipartimento di Studi Umanistici, e quindi ci sarà una lettura di alcune terzine della commedia accompagnate dalla visione del cielo che quelle terzine descrivono e quindi poi da un pezzo di descrizione astronomica. La Calabria su un altro pianeta è denominata così la serata inaugurale che, oltre alla cerimonia di inaugurazione, ospiterà lo show Un passo sognando la Luna, appositamente pensato e dedicato all'universo, ai suoi corpi celesti e in particolare alla Luna. E a Laino Castello è stata inaugurata la nuova casa comunale. Tra i comuni calabresi chiamati alle urne per il rinnovo dei consigli comunali c'è anche Laino Castello, un borgo ai confini con la Basilicata, nel cuore del Parco del Pollino. Il sindaco Giovanni Cosenza, che sta per concludere il suo terzo mandato, ovviamente non potrà ricandidarsi, ma ha voluto lasciare un segno importante del suo operato, consegnando alla comunità la nuova casa comunale. Oggi è un giorno di festa, è un giorno per Laino Castello importantissimo. Oggi si riconsegna alla comunità la nuova casa comunale. A distanza di 37 anni dal trasferimento dell'abitato dell'antico borgo al nuovo centro, per cui si celebra e si suggella un lavoro di un'amministrazione che io ritengo che ha fatto tanto, ha fatto tante cose importanti per Laino Castello. L'inaugurazione della casa comunale chiude di fatto una lunga stagione di opere pubbliche messe in campo dall'amministrazione comunale guidata da Giovanni Cosenza, molte già completate, alcune ancora da completare. Anni importanti che hanno cambiato il volto e la popolarità di Laino Castello, proiettandola oltre i confini lucani e calabresi. L'obiettivo della casa comunale era uno tra quelli più importanti dell'amministrazione. A dicembre abbiamo suggellato un successo fantastico che è quello del riconoscimento come miglior presepe vivente d'Italia nell'antico borgo. Abbiamo avviato un'attività di albergo diffuso nell'antico borgo, restaurando gran parte delle strutture e delle abitazioni che erano lì presenti. Abbiamo realizzato un palazzetto dello sport, abbiamo realizzato un sacco di infrastrutture. La casa comunale è un simbolo per i cittadini perché rappresenta la casa di tutti. L'inaugurazione della nuova struttura proprio alla vigilia della conclusione della consigliatura è il suggello di un'esaltante attività politica e amministrativa, ma è anche un augurio per tutta la comunità ed uno stimolo per i futuri amministratori. Adesso le previsioni del tempo. Tempo ancora spiccatamente instabile con precipitazioni diffuse sul nostro territorio. Domani nubi sparse con residue piogge, tendenza a miglioramento in serata. Domani mari mosso il Tirreno, molto mosso o agitato lo Ionio. Venti deboli o moderati da ovest-nord-ovest sul Tirreno, da nord-est sullo Ionio. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.